una holding a partecipazione dei piccoli soci e dello Stato? È questa la ricetta proposta dalle associazioni di azionisti e soci delle Popolari Venete alla vigilia del difficile consiglio d'amministrazione di domani. Una holding da 6,4 miliardi di euro come chiesto dalla Banca Centrale Europea stile ex IRI, spiega il consulente, con prevalenza del pubblico almeno all'inizio. Holding che potrebbe da un lato affrontare la ricapitalizzazione, dall'altro assorbire i famosi NPL, i fantomatici prestiti non performanti, la cui svalutazione è costante e continua, evitando così ulteriori perdite. Infine la holding potrebbe, cosa di primaria importanza, prendere in carico i contenziosi con i soci che non hanno transato. La nostra per il momento è l'unica soluzione organica che cerca di mettere insieme tutte le parti sociali, perché chi si dimentica dei risparmiatori si dimentica dei clienti e si dimentica che senza clienti le banche non possono vivere. Ma come riassorbire un contenzioso, 40.000 le cause, che potrebbero avere effetti catastrofici? Questa holding fornirebbe dei titoli risarcitori da usare all'interno del sistema economico, sì, riconosciuti dalla banca e dalle banche e dalle istituzioni. Dura poi la posizione delle associazioni verso l'attuale gestione, rea di aver fatto poco o nulla in 24 mesi. Non è stato presentato un piano industriale, le uniche soluzioni prospettate sono state chiusura filiali, licenziamenti, anziché parlare di aumento di produttività e la corsa a liberarsi degli NPL, che ha prodotto solo altri debiti, persi 25 milioni di depositi finiti in altre banche. Le banche che si sono arricchite di questi soldi non vedono di buon occhio il rilancio delle banche stesse, perché sarebbero soldi che in buona parte rientrerebbero nelle banche vecchie. La proposta è stata lanciata, ora serve un fronte comune, da qui l'appello. Credo però che sia il momento in cui tutte le associazioni che hanno lavorato di un volontariato generosissimo possano mettersi insieme per premere. Perché alla fine a farne le spese è sempre solo la gente. Io sento banche, 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 ma della gente non parla più nessuno.